perché verrà aperto un secondo progetto, 9 milioni di euro. Si prevedono inoltre una trentina di assunzioni. Siamo estremamente contenti e davvero molto orgogliosi di poter finalmente presentare a tutto quanto il pubblico la nuova struttura di Imola. Con comandi al volante per chi ha particolari disabilità. Terzo miglior tempo del giorno. Grazie, Grinta! A manetta, dai che andiamo! 26 novembre 2024. La società Kartland VKI Vicenza Kart Indoor, anche se per me è Vicenza Kart Inside, perché oltre alla parte indoor c'è anche l'outdoor, come avete visto nei miei scorsi video. Si chiama Vicenza Kart Indoor, io proporrei una modifica, Vicenza Kart Inside. Inside e insaita vuol dire, no? Lancia una bomba, un nuoro progetto. VKI diventerà The Way perché verrà aperto un secondo progetto. Imola, Bologna, Emilia Romagna. Se diciamo queste lettere, inevitabilmente per un amante dello sport normale, che sia pallavolo, che sia sport individuali come corsa di lunga distanza, maratona, non si può non pensare a quel tragico weekend sabato 30 aprile 1994 e domenica 1 maggio 1994. La Formula 1 perde in quel weekend di gara due grandi piloti, Roland Ratzenberger e Ayrton Senna da Silva, storia e aneddoti che vi ho raccontato anche in questo video. Imola poi va ad ospitare diversi gran premi, la mia amata variante bassa con Fernando Alonso e Michael Schumacher che si contendono battaglia dopo battaglia il Gran Premio del 2005, Gran Premio che ricordo bene, visto con gli amici dell'epoca, ero piccolino. Qualche anno dopo Imola sempre protagonista del mondo dello sport con i mondiali di ciclismo, con la vittoria di Julian Alaphilippe, con l'arrivo appunto sul circuito del Santerno. Ovviamente circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, famoso per le vittorie anche di Valentino Rossi sulle due ruote, per i concerti di Vasco Rossi alla Rivazza nel 1998, ma sempre sulle quattro ruote, famoso per ospitare una delle tappe del mondiale WEC, World Endurance Championship, del mondiale della FIA, Federazione Internazionale dell'Automobilismo. Ferrari anche campione del mondo WEC, è giusto ricordarlo perché gran parte degli italiani pensano Ferrari solo Formula 1 nel motorsport, ma c'è anche fortunatamente il WEC con Giovinazzi, Calado, Antonio Fuoco, Nielsen e company che ci hanno portato grandi gioie. Sarò di parte e tiferò da buon italiano una squadra italiana, non c'è Alfa Romeo, non c'è Lancia, non c'è Maserati e quindi si porta Ferrari sempre. Imola quest'anno vede l'apertura quindi di questo centro secondo per The Way, aperto al pubblico questo secondo cartodromo visibile già dall'autostrada A14 il 7 aprile per i testimonial Wikipedia e Matteo Bobbi di Sky Sport Formula 1. Magari un giorno arriverò con loro a commentare il mondo del motorsport, si sa mai, ma aperto al pubblico venerdì 10 aprile 2026. Oggi domenica 12 aprile 2026 mi sto dirigendo, sono già in autostrada, in quel di Imola, nel territorio felsineo, in provincia di Bologna, per andare appunto a mettere piede in questo cartodromo, in questo progetto che 500 giorni dopo, novembre 2024, in aprile 2026 si è realizzato. C'è sempre il DNA di Matteo che varie volte ho parlato con lui in cassa quando appunto si doveva pagare la quota per correre, persona solare, disponibile, sorridente.
e quindi sono sicuro che ci sarà questa impronta sua e dello staff nel cartodromo imolese. Inizialmente l'opera, pensate, aveva un costo previsto di 8 milioni di euro, ma dopo 2 anni la cifra si è spostata a 9 milioni di euro. Pensate che Kartland, quindi The Way, ha fatto registrare fino al 2023 226.000 ingressi, 65.000 corse nel 2023. Ragazzi, numeri da record, e nel Veneto, regione Veneto, da cui provengo, anche se sapete, come sapranno gli iscritti al canale, ho origini pugliesi dal Salento, ma nato e cresciuto a Padova. Nel Veneto soltanto The Way, soltanto ex Vicenza Kart Indoor, in quel di Altavilla Vicentina, è riuscito a registrare questi numeri da record. I lavori sono stati portati a termine dalle aziende del territorio, quindi dalla provincia di Imola e non solo, quindi del bolognese. Si prevedono inoltre una trentina di assunzioni tra part-time e full-time inserite nel circuito The Way sezione di Imola in via Molino Rosso. Per le autorità, il sindaco di Imola felice di questa nuova realtà nel suo comune, e anche un giudizio positivo da Pietro Benvenuti, direttore del circuito di Imola, Enzo e Dino Ferrari. Quindi si parte con il piede giusto. Ma veniamo a un po' di numeri, veniamo a un po' di dati tecnici. Lunghezza del tracciato: innanzitutto la careggiata sarà sempre di 6-7 metri, i sorpassi ben calcolati, secondo me, come per me sarà in quel di Imola e com'è in quel di ex VKI Vicenza Kart Indoor, si possono fare. Ovviamente non parliamo di piste outdoor famose dove corse Ayrton Senna, come Pista Azzurra Jesolo, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, in quel di Southgard Karting e Pomposa, eccetera eccetera. Piste quindi belle larghe che hanno ospitato diversi eventi storici del kart, ma parliamo quindi di circuiti per kart rental. Dovrebbero riuscire i sorpassi, se ben calcolati, secondo me. 1250 metri è la metratura totale del circuito full, quindi che ospiterà eventi, gare complete, piano terra, indoor e outdoor, primo piano e secondo piano. 900 metri è la metratura che comprende il cartodromo in sun track, quindi outdoor e indoor, e successivamente 750 metri è la metratura che comprende il rain track. Vedete forse alle mie spalle il cielo non è dei migliori, come in uno dei miei ultimi video, in quel di Chioggia Kart, dove il cielo anche lì era cupo. E che format hanno previsto in quel di The Way Imola? 25 minuti per gli adulti, suddivisi in 7 minuti qualifica e 18 minuti di gara, con un buon briefing e un'area, ho già intravisto, area briefing molto coinvolgente, che permette ancor meno distrazioni. Per i bambini dai 7 ai 14 anni sono previsti invece 15 minuti di free practice, di giri liberi. In pista potranno girare 20 kart per adulti, mentre i kart che gireranno per i bambini saranno 10. Vi dico anche che in VKI The Way a Vicenza il lunedì c'è una scontistica particolare, 5 euro. Vediamo se verrà portata anche in quel di Imola, perché farebbe comodo 5 euro risparmiati per chi come me usufruisce dell'autostrada per andare al cartodromo, male non fa. Vedremo. La flotta comprende inoltre 30 kart per adulti e 14 go-kart per bambini. Ci sono anche go-kart con comandi al volante per chi ha particolari disabilità. Punto in più sempre per The Way, caratteristica che si presentava anche nel circuito berico. E che motorizzazioni verranno utilizzate? Beh ragazzi, Sodi con motore Honda 270 4 tempi, motore termico, con il modello SR4 di Sodi Kart, dotati di cintura di sicurezza, transponder per la misurazione del tempo, poggia testa, e il tempo reale si potrà vedere sia sull'applicazione ma anche sul volante, quindi tutto in tempo reale anche per il pilota che sta correndo in pista, oltre le persone fuori dalla pista nel circuito, e quindi tutto sotto controllo.
Per i ragazzi invece sono disponibili i kart Sodi LR5 160 cm3 di cilindrata con sistema di sicurezza e rallentamento a distanza. E dopo una bella kartata, cosa c'è di più bello di una bella bevuta rilassante con questo idilliaco rumore di musica di sottofondo, di motori che sgasano nell'ambiente? Quindi area relax come The Way in Altavilla Vicentina nel circuito berico. Area relax con 60 posti a sedere, una terrazza di 150 metri quadri affacciata sulla pista e una sala polifunzionale di 200 metri quadri per eventuali eventi. A completare la struttura un'area verde di ben 5000 metri quadri e un parcheggio da circa 90 posti auto. Quindi ragazzi e ragazze, dopo avervi descritto questa fantastica iniziativa di Matteo & Company, quella di Imola, abbiamo appena attraversato il Veneto e siamo già in Emilia Romagna, direzione Bologna, da lì direzione Imola, e andremo a provare il kart. Dopo avermi sentito parlare arriveranno le immagini all'interno del circuito, quindi ragazzi e ragazze, se finora il video vi è piaciuto, un like per la fiducia, per chi magari è già iscritto e sto simpatico, forse anche no. Iscrivetevi al canale perché un'iscrizione, ragazzi, per chi non è content creator o non ha mai creato e postato un video su YouTube, fa la differenza. Sembra ininfluente ma veramente fa il passo in più. Iscrizione al canale, e se vi piace il video condividetelo con qualche amico, amica, compagnia di amici con cui vi piace andare a sgasare e provare qualche kart e qualche spirito in più di adrenalina. Condividetelo per far vedere questa realtà nuova che in questa primavera 2026 è partita. Dai che andiamo e ci vediamo tra poco. Ciao! A few moments later. Allora, tra qualche istante sarà visibile la biglia del grande Marco Pantani, direzione Bologna verso Imola. Si vede The Way dell'autostrada, colore nero, LED molto visibili, un bel parcheggio che dà sull'autostrada. Sto uscendo ora in quel di Imola, che già gente sul circuito che stava guardando la parte outdoor, quindi ci siamo. 2 hours later. 1,7 km di auto dall'uscita autostradale verso il circuito, quindi direi che siamo lì, di facile accesso e bene. Se quella è l'autostrada A14, ragazzi, questo è The Way, nuova frontiera del kart. Questo è il parcheggio, l'area adibita ai posti auto che vi dicevo prima, quindi è bello. Qui vediamo che cosa vorranno fare e andiamo a vedere qualche traiettoria. Quella, ragazzi, alle mie spalle è la terrazza di 150 metri quadri. Ora proveremo ad andare a fare 2 passi e vedere com'è lo spettacolo da sopra. Da Altavilla Vicentina, Matteo, nome una garanzia, VKI e adesso The Way. Matteo, siamo in questa fantastica realtà, alle nostre spalle è l'A14, l'autostrada, e abbiamo sfornato questo fiore all'occhiello. Che dire? Siamo estremamente contenti e davvero molto orgogliosi di poter finalmente presentare a tutto quanto il pubblico la nuova struttura di Imola. Speriamo che possa piacere veramente a tutto il territorio e anche a tutti i clienti che ci vogliono seguire da Vicenza, vuol dire, per venire a provare questa nuova struttura. Quindi non mi resta che provarla. Tra l'altro, visto che ci sono 2 parti esterne, di qua e poi di là, e non vedo l'ora di saltare sul kart. Abbiamo cercato di prendere la tecnologia che abbiamo a Vicenza, ma con un'evoluzione dei 25 anni di storia, e qui abbiamo ora rappresentato, dire, quello che effettivamente
ovviamente oggi il mercato ci consente di poter fare. Come hai detto tu Manuel giustamente, abbiamo due parti esterne, per cui abbiamo più momenti in cui entriamo dalla sezione interna e usciamo in quella esterna, un'emozione in più da portare all'interno dell'esperienza. Matteo, grazie intanto. Grazie a te davvero, Manuel. Dai, buon divertimento per dopo. Grazie. Ciao. Abbiamo detto che potete lasciarmi sotto il numero di episodio, il Ore 18 si entra in pista, briefing come avete visto fatto, sono vestito paracostole, The Way lo offre sempre. Bene. Voilà, ma quanto sole c'è! Se i video che avete visto erano tutti all'insegna delle stelle che inquadravano all'insù, oggi ho deciso di rivenire in quel di The Way Imola per registrare la parte all'esterno, sperando che si corra all'esterno, perché come avete visto se la telecamera inquadrava tutto all'insù, questa volta speriamo di inquadrare dritti. Andiamo a vedere cosa verrà fuori oggi. Oggi venerdì 17 marzo oggi venerdì 17 aprile 2026. Andiamo a vedere un po' che succede. Bene ragazzi, a un millesimo dal tempo migliore della batteria in quel di The Way Suntrack, però non è il Suntrack completo perché nella parte dove c'è il parcheggio è ancora, non so che capelli io abbia, comunque è in ristrutturazione, quindi aspetteremo e forse verrò a provare il Suntrack completo. Adesso col discorso che è il weekend della 6 ore di Imola, sono arrivati i vertici di Imola, ok, anzi vedete c'è anche Matteo
che sta parlando con la stampa. E ragazzi, che dire, inoltre da The Way si può anche mangiare. Faccio vedere una bella focaccia, mentre gli altri lì stanno finendo l'evento. Tra poco guardiamo gli altri che girano. Sembra di stare a Monte Carlo, stile Formula 1, a guardare il Gran Premio. Bello. Devo ancora capire alcune curve, come impostarle. E che dire, ragazzi e ragazze, momento. E come vedete dalle immagini, mi riesco a portare anche a casa il terzo miglior tempo del giorno. Soddisfazione che dura da Natale a Santo Stefano. Però bene, bel ricordo. Se il video vi è piaciuto, un like non fa male, un'iscrizione al canale idem. Per chi crea contenuti è tanta roba, un'iscrizione al canale è un semplice click. Ricordo il mio canale anche Telegram, @Manuel Cosimo Muglia, canale Telegram dove posto i video che vedete appunto qui su YouTube. Ragazzi e ragazze, dai che andiamo, ci vediamo al prossimo video e ciao.